La corsa che passione, tanto che il Comune di Venezia mette a disposizione parchi e strade per allenamenti serali destinati a chi ama fare jogging. Una serie di allenamenti di running urbano che partiranno inizialmente da Via Piave, toccando quelle che sono le zone più sensibili della città, passando anche attraverso il parco di Piraghetto e in alcune occasioni anche per il territorio di Marghera. Ci saranno percorsi protetti dalle forze dell'ordine per consentire ai serpentoni di podisti di attraversare le strade in assoluta tranquillità. L'appuntamento con il Corri per Città di Venezia, che è gratuito, è in programma il 15 e il 29 aprile, il 13 maggio e il 3 giugno. Gli organizzatori prevedono l'affluenza anche da chi risiede fuori città e per questo i corridori che mostreranno il tagliando, che verrà consegnato loro all'iscrizione, potranno usufruire di parcheggi con prezzi agevolati. Per questo abbiamo fatto una convenzione col parcheggio che si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Mestre, quindi a un centinaio di metri dalla zona di ritrovo, di parcheggiare a un prezzo agevolato, cioè €1 per 3 ore. E poi abbiamo predisposto un'altra area denominata area Pancin, dove il parcheggio è completamente gratis e sarà comunque un parcheggio sorvegliato. In più per le biciclette avremo un'area recintata proprio vicino alla zona di partenza dove si potranno depositare i propri mezzi e lasciarli con tranquillità.